Queste poste stamattina, queste in realtà non erano tra l'altro previste, sono di un comune in provincia di Fermo, che non avevamo conteggiato, sono circa 400 firme in più. La scrivania di Giovanni Azzolini è ricoperta dai plichi che arrivano dai comuni di tutta Italia, dentro le firme raccolte per indire un referendum per l'abrogazione parziale della legge Merlin e consentire la riapertura delle case d'appuntamento liberando le strade dalle prostitute. Di firme ne servono almeno 500.000 e ad oggi ne sono state raccolte poco più di 400.000, anche sperando in un inatteso exploit dell'ultimo minuto. Il termine di presentazione scade il 23 ottobre, l'obiettivo pare praticamente impossibile da raggiungere, ma il sindaco di Mogliano, promotore del comitato referendario, non si dà per vinto e sta già preparando il piano B, chiamando a sostegno dell'iniziativa le regioni. Bastano 5 consigli regionali e io scriverò a tutti i consigli regionali d'Italia affinché si possa finalmente arrivare ad indire questo referendum. Già, perché secondo i promotori la volontà dei cittadini nel chiedere la riapertura delle case di tolleranza è evidente e l'insuccesso nella raccolta delle firme è da imputarsi all'eccesso di burocrazia che ha messo i bastoni tra le ruote a tante amministrazioni. Per poter indire un referendum di iniziativa popolare ci sono 90 giorni di tempo e 60, denuncia Azzolini, sono trascorsi solo per adempiere alle farraginose pratiche richieste da una legge del 1970, quando non era nemmeno immaginabile la velocità e la semplicità con la quale tante cose si possono fare oggi grazie ad internet. Ma questa è la legge e così alla fine per la raccolta vera e propria delle firme ci sono stati poco più di 20 giorni. Non è assolutamente persa la guerra, abbiamo sì, fallito forse una battaglia per poco. Per una burocrazia troppo lenta a mettersi in moto, perché quando poi si è attivata, vedete, le firme sono arrivate. Prossima tappa dunque altre lettere che verranno inviate da Azzolini a tutti i consigli regionali affinché intervengano laddove i cittadini hanno fallito.